Buona serata a tutti i nostri telespettatori, benvenuti negli studi di TV7 Match, puntata particolarmente ricca anche questa settimana. Tanti fatti di cui parleremo della riforma delle pensioni, parleremo dello sciopero dei medici di base, ma parleremo anche in apertura della scomparsa, della morte del boss Totò Riina. Con chi ne parliamo? Vi presento subito gli ospiti, inizio dalla mia sinistra, Pietro Levorato, buonasera, segretario UIL Pensionati di Padova, buonasera. Grazie di essere qua. Al suo fianco Francesca Pizzo, segretaria territoriale della CISL di Padova e Rovigo, buonasera. Il nostro editore Ermanno Casena, buonasera Ermanno, grazie anche a te. Al suo fianco Simone Borile del Movimento 5 Stelle, buonasera Borile, e grazie anche a lei. Siamo in attesa dell'arrivo del senatore Giampiero Dalla Zuanna del Partito Democratico, che è un po' in ritardo, ma lo aspettiamo volentieri. Allora, intanto inizierei subito parlando di quella che è stata la notizia di oggi, cioè la morte del boss Totò Riina. È morto questa notte alle 3:37 all'ospedale di Parma. Le sue condizioni di salute si erano aggravate, poi sono precipitate negli ultimi giorni. I familiari hanno avuto il nulla osta per incontrarlo, ma non hanno fatto a tempo per poterlo incontrare ancora prima che ci fosse il decesso. Scompare una figura che ha segnato gli anni in cui la mafia ha agito in maniera pesante. Stava scontando 26 ergastoli per decine di omicidi e poi gli attentati, ricordiamo solo quelli di Falcone e Borsellino. La CEI ha già annunciato che non ci sarà il funerale pubblico, che sarebbe stata una cosa praticamente impossibile. Levorato, partirei da lei per un breve commento, diciamo così, sulla figura di Totò Riina, di quello che è stato e cosa... Certamente si chiude un'epoca, purtroppo non si chiude la stagione di mafia in Italia, perché pur mancando una figura rilevante della mafia abbiamo visto che questa negli ultimi tempi, negli ultimi anni ha continuato ad essere ben inserita nel mondo produttivo del nostro paese, non solo purtroppo là dove è nata, in Sicilia in particolare, ma anche in altre regioni. Abbiamo visto rettate di mafia in Lombardia e in altre regioni del nord proprio in questi ultimi periodi, e questo sta a significare che la mafia purtroppo per noi non è ancora sconfitta. Anzi, si è aggiornata. Anzi, diciamo che si è aggiornata. La scomparsa forse di un padre fondatore, se non uno dei personaggi più rilevanti, non coincide purtroppo con la scomparsa della mafia. Questo è il dato sul quale dobbiamo ragionare. È evidente che però significa che una stagione almeno si conclude con la scomparsa di questa figura, una stagione tragica, come aveva detto bene lei, delle scomparse, delle morte dei due magistrati Borsellino e Falcone. Certo, Francesca Pizzo. Sì, condivido con il collega. Un boss che non si è mai pentito, non si è mai pentito fino all'ultimo, è sempre rimasto, anzi lo ritenevano ancora adesso, ancora la guida di Sì, purtroppo ci sarà da capire effettivamente se si è conclusa veramente una stagione, sicuramente con la sua morte, anche una delle più cupe, insomma, rispetto alla nostra storia, ma chiaramente bisognerà capire chi prenderà poi il suo posto, perché non è finita, lo sappiamo. Speriamo che sia finita in quei termini rispetto a quello che è stato il nostro passato, che insomma, ripeto, con le stragi di Falcone e Borsellino chiaramente hanno segnato la storia del nostro paese. Certo. Professor Casen, una mafia che si è aggiornata, che è cambiata, resta ancora qualcosa della mafia di Totò Riina? No, quella mafia non ha più senso, perché oggi la mafia si è aggiornata e quindi diciamo che l'erede della mafia è uno che rientra nelle istituzioni, nelle grandi attività, nelle banche, e quindi
non fa più il killer o non fa più quello che Manzoni chiamava i bravi, no? Quelli che andavano in giro a punire a fare la vendetta dei padroni. Così nasce la mafia in Sicilia, ma ancora nei secoli precedenti. Con la nascita della Repubblica la mafia cambia completamente volto, perché diventa non più al servizio dei grandi personaggi siciliani, ma va a servizio dei nuovi partiti. I partiti acquisiscono un potere nei confronti della mafia e la mafia prende un potere nei confronti del partito, e questa collusione Totò Riina ne sapeva molto. È famoso il bacio tra Totò Riina e Andreotti, ma è anche famoso, l'elezione di deputati socialisti come Martelli, che dichiarava: io sono stato eletto col voto di mafia. E la cosa strana è che Falcone andò a lavorare allora proprio per Martelli, e quando se ne tornò da Roma con l'aereo fu il momento in cui ci fu l'attentato, e naturalmente fu un attentato gravissimo, perché era un momento in cui la fisionomia della mafia cambiava. Non erano più degli esecutori, perché così era la mafia dell'epoca fino a Totò Riina, ma Totò Riina diventava il gestore della mafia, colui che dava una sorta di, tra virgolette, dignità alla mafia, perché dice: non lavoriamo più per i nostri padroni, lavoriamo per noi stessi. E difatti poi comincerà con gli attentati, tra i quali anche uno dei più grandi presentatori, che fu oggetto perché aveva inventato uno spot contro la mafia, se ricordate. E quindi è chiaro che alla fine lo Stato o il potere l'ha messo da parte, e questa era la fine naturale di Totò Riina. Anche lui è passato, adesso bisognerebbe che ci fosse un nuovo Falcone e un nuovo Borsellino per capire che cos'è la nuova mafia, perché facilmente si può dire la mafia non c'è più, e invece sappiamo che c'è, ma non ne identifichiamo la fisionomia, quindi non sappiamo neanche dove guardare, questo è il punto. Poi c'è la bassa mafia che ogni tanto compare perché c'è qualcuno che chiede il pizzo, cose di questo genere. Però questa non è la vera mafia. Certo. Allora intanto salutiamo il senatore Giampiero Dalla Zuanna, grazie di essere qua, senatore del Partito Democratico, buonasera. Buonasera a voi. Prima di farlo intervenire facciamo intervenire invece Simone Borile. Totò Riina, ricordiamolo, un mandante per le stragi di Borsellino e Falcone, 26 ergastoli, è morto dove doveva morire, in carcere. Sappiamo anche che il ministro Orlando ha dato la possibilità ai figli comunque di un ultimo saluto, questo è vero, e questo è stato un atto sicuramente che il ministro, dal mio punto di vista, va in un qualche modo considerato positivamente, ma doveva rimanere in carcere. Ricordiamolo, perché un soggetto che di fatto era stato condannato anche all'interno di un segmento del 41 bis, e proprio con la morte di Riina effettivamente si porterà con sé probabilmente tutta una serie di segreti e di informazioni che probabilmente adesso non verranno rivelate. Si discute molto anche su questo 41 bis, mi permetto di aggiungere qualcosa di diverso anche da quello dei colleghi qui presenti. Il 41 bis c'è chi dice che effettivamente sia nato apposta per non far sì che certe notizie escano, no? Allora si può anche dibattere su questo, però in effetti se noi andiamo a considerare il ruolo anche che ha la detenzione oggigiorno in Italia,
che si basa tutto su di un processo di Beccaria, di Gozzini, quindi un codice penale penitenziario che dovrebbe riabilitare il reo, io mi chiedo una persona con 26 ergastoli effettivamente come possa essere riabilitata, perché questo è il concetto della nostra detenzione, attenzione, quindi c'è un processo di espiazione e poi di riabilitazione giudiziaria, così viene chiamata. Quindi cosa che in questo caso chiaramente ovviamente. Certo, la mafia si è evoluta, si è riconfigurata, questo è vero, non appartiene, attenzione, a quella che poteva essere inizialmente attribuibile a una categoria sociale. Io sentivo proprio questa mattina, leggevo dei commenti dove si vedeva la mafia di ignoranti, la mafia di pecorari in Sicilia, cose folli ho sentito. Non è una categoria sociale, è una categoria culturale la mafia, quindi entra all'interno dei vari livelli, si perfeziona, si inserisce e anche da questo si professionalizza, perché la si trova all'interno di determinati circuiti che non sono solamente, non dobbiamo pensare al mafioso con la lupara in Sicilia, perché oggigiorno ovviamente la mafia la si trova a più livelli, a più strati. Certo. Senatore Dalla Zuanna, allora Bodile ha, come dire, ha aggiunto qualche spunto che può essere come dire, oggetto di dibattito. Questo del 41 bis c'è stato chi ha detto che è stato creato, no? per far sì che certe notizie effettivamente, certe informazioni, cosa dice? Se la mafia vuol fare uscire delle notizie, le fa uscire, non ha certo bisogno di questo tipo di cose. Io credo che 41 bis è, diciamo, una pena estrema, perché ricordiamo cosa vuol dire praticamente essere murati vivi, il 41 bis, certo, quindi il carcere duro, no? Carcere duro vuol dire che tu non puoi avere contatti neanche con i tuoi parenti, o li puoi avere mi pare una volta al mese o cose di questo genere, quindi è una cosa molto pesante e che viene data giustamente solo a chi si è macchiato di reati efferati e che non ha dato nessun segno di pentimento, nessun segno di redenzione, eccetera. Quindi questo è il 41 bis e per cui continua ad esserci, e immagino che fino a quando non l'Italia, tutti speriamo, esca da questo tipo di cose, ma non si vedono ancora cose. Sulla mafia volevo dire una cosa, io se posso, cioè quello che noi si deve fare, credo anche come politici, ma anche come uomini del sindacato, ad altre cose, è lavorare affinché il brodo su cui la mafia prospera non si asciughi il più possibile, anche se sappiamo che è una cosa che ha anche un retaggio storico molto importante, quindi non sarà facile riuscire a batterla, però come diceva Falcone, la mafia è una cosa che ha avuto un inizio e che può avere anche una fine, è una cosa che bisogna storicizzare, non dobbiamo pensare che sia un destino sinico e baro del nostro paese, eccetera. La cosa si deve fare per andare contro questo brodo? Bisogna che interi territori del nostro paese, che sono ancora purtroppo vittime di diciamo, in cui abbiamo tassi di disoccupazione altissimi, in cui non abbiamo un vero settore industriale, un settore produttivo, altre cose di questo genere, molta gente l'unico modo che trova per riuscire a, come si dice, trovare una scorciatoia verso la ricchezza, eccetera, sono questi tipi di cose qua. Cioè noi più riusciremo a togliere questo brodo, più riusciremo a togliere il discorso della corruzione, perché la mafia prospera proprio su questo tipo di cose qua, e dopo naturalmente poi i suoi tentacoli lì, quando ci sono tanti soldi che girano, ogni tanto vediamo, no, che anche nelle nostre zone vediamo che ci sono ramificazioni, anche se bisogna distinguere fortemente. Io sono stato spesso durante il mio mandato in Sicilia, eccetera, non stiamo a dire che i nostri territori sono mafiosi, eccetera, è tutta un'altra cosa, cioè lì veramente la respiri il tipo di omertà, il tipo di una società proprio che non riesce ad avere non riesce ancora ad avere una sua vera diciamo autonomia, se non all'interno anche di queste cose qua. Quindi insomma è bene, proprio per non dire che tutto, se noi diciamo che tutto è mafia, facciamo un favore ai mafiosi, no? Perché non andiamo a identificare esattamente cosa vuol dire la mafia vera e la mafia che è anche parte di un forte costrutto sociale. Certo, allora se non c'è nessuno che vuole aggiungere qualcosa, allora iniziamo adesso invece con le nostre ricorrenze storiche della settimana. Abbiamo una piccola sigla come sempre, Memorandum, ascoltiamo.
Memorandum. Storia e memoria. 12 novembre 1969. Il mondo viene a conoscenza della strage di My Lai. 16 novembre 1922. Nasce a Montelepre Salvatore Giuliano. 17 novembre 1869. Viene aperto il canale di Suez. E allora iniziamo da questo massacro, da questa strage che è avvenuta nel Vietnam nel 1968, ma se ne viene a conoscenza solo l'anno successivo, grazie a un militare che parla con un giornalista, Seymour Hersh, che pubblica un'inchiesta appunto il 12 novembre del 1969 e si viene a conoscenza di questo massacro messo in atto dall'esercito, da una compagnia appunto dell'esercito americano. Su questo fatto è stato prodotto un film diretto da Paolo Bertola, prodotto da Gianni Paolucci. Doveva esserne prodotto un altro diretto per la regia di Oliver Stone, Pinkville, però non ha mai visto la luce. Evidentemente il fatto non era, come dire, di gradimento hollywoodiano probabilmente. Allora, noi per introdurre questo, o poter commentare un attimo, abbiamo preso alcuni pezzi dei trailer del film appunto diretto da Bertola. Vediamo. Non dimenticherò mai quel giorno. Rivedo ancora quelle atrocità e la violenza contro di me, la mia famiglia e la mia gente. Oggi sarà il giorno delle lacrime e del cordoglio, ma non lo sarà domani. Di che diavolo sta parlando? 310 Viet Cong uccisi, signore! Io sono Dio, My Lai! Perché ci volete uccidere? Loro vogliono dei numeri? E io glieli darò! Fuoco, pizza, fuoco! Abbiamo la visuale sulla zona, li prendiamo. State indietro! Questa è una fottuta stronzata! È finita, signore, e questo glielo dico io. E allora ecco, questo era il trailer di questo film del 2010, My Lai 4, Soldati senza onore, che appunto racconta questa vicenda estremamente drammatica, di cui poi tra l'altro gli autori come dire, si sono pentiti dopo parecchi anni. Dalla Zuanna vuole cominciare lei? Ricorda qualcosa della guerra in Vietnam? Mi pareva che fosse, se non sbaglio, cos'era, il sergente Medina, mi pare, se non ricordo male, il nome della persona che comandava questa compagnia o cosa del genere. Comunque, al di là di quello, questo ci fa capire una cosa terrificante, come è una cosa che è cominciata già con la seconda guerra mondiale e poi è diventato sempre di più, che le guerre di oggi sono specialmente guerre in cui muoiono più civili che militari. E questa è una cosa che ci deve far capire come dobbiamo far di tutto proprio per tenerci più lontano possibile dalle possibilità che atrocità del genere possono ancora accadere. Sono successi anche in Italia, no? Tutti ricordano le stragi di Marzabotto, le stragi di altro genere, sono successi in Vietnam, sono successi in altri paesi, sono successi anche adesso nelle guerre che è ancora in corso nel Medio Oriente, quindi dobbiamo cercare il più possibile proprio di evitare che
la politica degeneri in scontri armati, e ricordarci sempre che questa è una possibilità. Non siamo vaccinati dalla guerra solo perché da 70 anni o quello che è che non arriva nel nostro paese. C'è sempre una possibilità dal quale dobbiamo proprio fare una prevenzione che non può essere altro che grazie alla buona politica e ad azioni che riescano a smorzare i conflitti proprio prima che i conflitti si possano manifestare. Certo, Levorato. C'è sempre stata una reticenza su questo episodio, anche perché era molto, diciamo, nei tempi non lontanissimo dalla seconda guerra mondiale, dove gli americani erano considerati i buoni. Invece vediamo che nelle guerre non ci sono i buoni e i cattivi, purtroppo ci sono solo guerre e basta. E quindi la reticenza viene anche dal fatto che gli americani sono sempre stati considerati quelli che andavano a salvare o a liberare, e in realtà poi si è visto che questa reticenza è caduta quando qualcuno ha cominciato a parlare, che in America sono cominciate anche su questo alcune manifestazioni di piazza rispetto nel 69 rispetto a questa questione. È una triste vicenda, appunto, che dimostra che le guerre ormai sono, come si diceva, giocate anche sulla pelle soprattutto dei civili inermi, e lo dimostra il fatto che non ci sono appunto guerre buone e non ci sono guerre cattive, non ci sono guerre di liberazione né altre di altro tipo, ma le guerre purtroppo sono guerre, e gli uomini dimostrano tutte le loro debolezze, anche i soldati in questo caso come in tante altre guerre dimostrano le loro debolezze, e purtroppo anche la parte peggiore, diciamo così, della natura umana che si manifesta in queste occasioni. Ecco. Francesca Pizza. Quello che colpisce di più è comunque come e quanto il governo americano debba sempre fare i conti con esami di coscienza periodici e molto dolorosi, e che sono comunque rari in altre culture, vedi la Russia, l'Afghanistan, la Cecenia, piuttosto che la Francia, che ha partecipato anche in Vietnam, ma anche con l'Algeria. E conosciamo tutti comunque le immagini più strazianti, che non sono solo quelle di My Lai, rispetto a una guerra che comunque per giustificarsi faceva proprio la conta dei numeri, quindi il body count si chiamava, che appunto era quella di contare tipo i caduti uno per uno, tra i quali appunto moltissimi erano civili e neanche poi riconosciuti dall'America, nel senso che si parlava solamente di Viet Cong, non di civili. Cioè, quindi venivano considerati a tutti gli effetti esclusivamente guerriglieri. E l'altro aspetto particolarmente increscioso è il tempo che è passato da quando è accaduta la strage rispetto al riconoscimento di quella strage, e la difficoltà che ha avuto il giornalista a farla emergere. È chiaro che anche quello ci racconta anche una parte di storia e di appunto come l'America cerca sempre anche di candeggiare alcune vicende particolarmente pesanti rispetto ad una coscienza che poi con cui deve fare i conti. Certo. E ricordiamo, scusi, che comunque anche nell'ambito delle ultime guerre, come dicevamo, sono stati in Siria 8.000 i bambini civili uccisi. Certo. Borile. Allora, è significativo il fatto che certi episodi così drammatici si tenga a sapere sempre in un secondo momento, negli episodi bellici. Guardiamo per esempio quello che è accaduto anche il decennio passato nell'ex Jugoslavia, per esempio, no? Veniamo a sapere, ma solo di recente, di fosse comune o d'altro, o magari si sapeva e quindi si faceva finta probabilmente di non sapere. Questo è un dato molto interessante. Guardi, io do ragione anche al senatore sul fatto anche che questo tipo di atrocità in effetti hanno luogo in determinati contesti e fuoriesce sempre una notizia molto spesso dalla quale poi si ricostruisce tutta una cronostoria di eventi. Guardiamo per esempio il caso dell'Afghanistan. Lei sa che io, al di fuori di essere prestato alla politica, insegno antropologia criminale, quindi mi occupo proprio di determinate dinamiche violente composte soprattutto da gruppi, e ho concluso proprio in seno anche a un tema molto simile a questo sulle violenze che avverrebbero culturalmente in Afghanistan, per esempio, registrate all'interno delle basi americane.
Allora, vi è stato un documentario anche americano secondo il quale alcuni appunto comandanti dell'esercito americano sentivano delle urla di bambini provenire invece dalle caserme afghane. Ecco, lì si è scoperto, e hanno avuto anche tra l'altro l'obbligo di non intervenire, in quanto le violenze che venivano esercitate nei confronti dei più deboli, dei più fragili, in questo caso dei bambini, era una tradizione culturale secondo la quale l'adulto poteva in questo caso anche esercitare violenza nei confronti dei bambini, e quindi hanno avuto l'ordine di non intervenire. Quindi, come vede, all'interno di determinati scenari bellici, all'interno di determinati contesti, si insidiano sempre delle dinamiche che sono orrende e drammatiche, ma che di fatto noi vediamo un 69, ma che poi di fatto lo riscontriamo ancora oggi in alcuni teatri di guerra e nelle varie parti del mondo. Professor Casen, una guerra... diciamo che è un caso un po' particolare, perché comunque, anche se tardi, la gente, diciamo il mondo, viene a conoscere di questa strage. Nelle guerre successive ci saranno altrettante stragi, forse anche più grandi, questo soprattutto in Iraq, ma non saranno diffuse. Dopo la guerra del Vietnam ci fu un divieto da parte dei giornalisti e da parte dei corrispondenti di poter impunemente comunque pubblicare fatti e fotografie, soprattutto riprese televisive, della guerra in corso. L'esito negativo della guerra in Vietnam da parte degli americani fu determinato proprio dal fatto che ogni giorno nelle televisioni americane, soprattutto non in quella italiana, e nelle televisioni americane venivano proiettati servizi, diciamo, riprese televisive della guerra stessa, e quindi portò all'esasperazione, perché la gente finalmente si rese conto che era una guerra inutile. Se le guerre normalmente sono inutili, quella del Vietnam era assurda, tant'è vero che quando finì non successe assolutamente nulla. Era nata con l'idea che arrivano i comunisti e ammazzano tutti, e il pericolo dell'umanità, e perché in Vietnam c'era l'invasione dei comunisti. In realtà poi era un paese isolato e che è successo quello che è successo, ma alla fine non portò assolutamente a nulla. Era una guerra di economia. Gli americani avevano scoperto con la seconda guerra mondiale che l'economia di guerra era positiva e quindi andava fatta. Difatti coltivarono tutta una serie di conflitti. Subito dopo la seconda guerra mondiale ci fu la guerra di Corea, e si fermò al 38esimo parallelo. Si fermò quando alla fine capirono che, diciamo, il tornaconto economico non era più vantaggioso, quindi si fermarono. Ce la stiamo ereditata la guerra in Corea, abbiamo ancora la Corea del Nord, che è quella che è proprio per questo. Peraltro nel Vietnam c'era un certo Ho Chi Minh, no? Ho Chi Minh che aveva contattato il presidente americano alla fine della prima guerra mondiale, quindi c'era, diciamo, il trattato di Versailles a Parigi, e Ho Chi Minh era uno che la faceva a lavapiatti a Parigi, e in una maniera molto strana riuscì a contattare il presidente americano, che era appunto era andato a Parigi per partecipare al famoso trattato di Versailles, e propose e diciamo espresse la necessità che il suo paese venisse liberato dai francesi. Gli americani lo fecero, infatti appoggiarono i vietnamiti contro i francesi. Poi successivamente, questo non si sa, che durante la guerra in Vietnam i francesi appoggiarono i vietnamiti contro gli americani. A parte questo, la guerra in Vietnam era una guerra totale, cioè il soldato americano non aveva un nemico, era immerso in una sorta di
plaga, e quindi qualsiasi donna, bambini, uomini eccetera, che poteva avvicinare normalmente, che poteva essere, non so, i camerieri del ristorante, potevano essere i suoi nemici, perché mettevano una bomba, facevano scoppiare il ristorante, assaltavano, ma naturalmente questo è esasperato fino all'assurdo, e quindi gli americani, questo era un classico esempio, quando entravano in un villaggio facevano strage. Emerse questa strage, ma non era l'unica e non fu l'unica poi alla fine. E quindi quello che successe è che l'America diede un esempio, anche se l'esempio poi non fu molto seguito, di prendere il responsabile, processarlo e condannarlo. Poi naturalmente la condanna non fu eseguita perché fu liberato, perché ovviamente era un soldato e faceva il suo mestiere, e quindi il condannare definitivamente un soldato vuol dire indebolire l'immagine dello Stato nei confronti dell'esercito. E così finì questa vicenda, che è importante ricordare perché l'abbiamo visto poi non solo in Vietnam, l'abbiamo visto in Iraq, successero le stesse cose, ma nessuno parlò. Certo. Allora, facciamo una breve pausa pubblicitaria, dopo torniamo subito e parliamo di Salvatore Giuliano. Tra poco.